Martedì 13 dicembre presso il Golf Club Frassanelle, al termine di un anno sportivo ricco di risultati importanti sia sul fronte agonistico che su quello della promozione, il CONI di Padova ha organizzato la cena degli auguri per ringraziare autorità, partner, collaboratori e coloro i quali hanno contribuito alla realizzazione delle iniziative del comitato. Il CONI di Padova traccia un bilancio dell'annata che si sta concludendo. È un anno molto importante per lo sport in genere, perché è quello che precede le Olimpiadi, e per lo sport di base in particolare padovano, perché è riuscito a esprimere ancora una volta la sua capacità di stare al vertice dei risultati agonistici. Vedi lo scudetto del Petrarca Rugby, vedi la promozione in A1 della pallavolo Padova, vedi lo scudetto del Beauty Star della pallanuoto e molto altro ancora, ma vedi anche e soprattutto, per quanto ci riguarda, che è la nostra missione di CONI del territorio, la promozione sportiva. Vedi i 200.000 tesserati associati alle federazioni e agli enti di promozione sportiva, vedi le oltre 2.000 società e associazioni di Padova. Questo ci dà grande soddisfazione, grande responsabilità, grande forza per continuare anche con i progetti di promozione che riguardano la scuola elementare e primaria in particolare, che ci vede leader in Italia con il nostro 100% di ragazzi che partecipano al gioco sport e all'alfabetizzazione motoria a Padova città e il 94% del territorio. L'anno che è trascorso, il 2011, tra Comune e CONI è stato un altro anno all'insegna della collaborazione istituzionale, una collaborazione a favore dello sport, soprattutto dello sport nelle scuole, al quale teniamo tantissimo. Anche quest'anno infatti, mettendoci d'accordo tra Comune e CONI, siamo riusciti a garantire a tutte le classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria della nostra città la possibilità di avere un'ora di educazione motoria. Per noi è un risultato fondamentale, perché la promozione sportiva, l'educazione alla salute bisogna iniziare a farla presto, e se non ci fosse questa collaborazione tra il CONI di Padova e il Comune di Padova, i bambini e le bambine della città non potrebbero usufruire di questo servizio. Mi pare anche un bel esempio, perché il nostro è un paese che ha bisogno di dialogo tra le istituzioni e di collaborazioni e non di campanilismi. Quindi andiamo orgogliosi di questo risultato, assieme ai tanti altri che sono stati conseguiti grazie alla capacità di collaborare tra noi e il CONI. Ma è una cena in cui ci si incontra, si parla di quello che è stato il 2011 come risultati sportivi dello sport padovano, e certamente si fanno anche i progetti per il 2012, un 2012 che riguardano le Olimpiadi, in cui ci saranno atleti padovani che andranno alle Olimpiadi, ma che poi emergeranno in tutte le situazioni e le manifestazioni con grandi risultati. Questo è il grande movimento sportivo che abbiamo a Padova e che abbiamo nel Veneto, e che stiamo dimostrando con grande impegno da parte di tutti questi volontari seduti intorno alle tavole, dobbiamo dirlo chiaramente, volontari che parlano di sport. Quali aspettative ci sono per lo sport nel 2012? Padova ha una situazione, per fortuna, dal punto di vista del passaggio critico epocale che riguarda la società in genere, lo sport in particolare, dei finanziamenti, perché abbiamo questa virtuosa collaborazione, sinergia e convenzione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, che ci mette a disposizione un budget di 750.000 euro, una cifra epocale, a favore delle società sportive per l'attività giovanile, a cui mettiamo a disposizione 544.000 euro di buoni acquisto materiale, che è fondamentale in questo momento, e altri 200.000 euro per l'attività nella scuola elementare. Quindi supperiamo e sopperiamo per lo sport di base ed educativo con questa soluzione. Certo che il futuro è problematico, gli enti pubblici, comuni in particolare, hanno poca capacità di erogare finanziamenti allo sport, gli sponsor privati hanno ben altri problemi che aiutare gli amici dello sport, quello della loro sopravvivenza, per cui siamo molto preoccupati per il futuro. Siamo preoccupati anche per la riforma del CONI e dello sport territoriale, quindi CONI e federazioni, lanciata dall'amico presidente nazionale Petrucci. Vorremmo vedere e vedremo nel futuro come si concretizzerà. Noi abbiamo chiesto, personalmente ho chiesto con una lettera aperta al presidente del CONI nazionale, di poter continuare
al di là dei nomi, presidenti o delegati che sia, poter continuare a erogare servizi per lo sport, essere al servizio dello sport. Questo è l'unica prospettiva che potrebbe garantirci un buon futuro. Ecco il bilancio per il CONI Padovano di una testimonial d'eccezione. Un bilancio molto positivo quest'anno, soprattutto a livello promozionale, primo a casa mia nel Bassanese, che col gioco atletica porto sempre avanti questa attività nella scuola primaria, quindi nelle elementari già da 16 anni, e poi a Padova, nella provincia di Padova, col professor Dino Ponchio, che ha portato avanti come CONI questa alfabetizzazione motoria nella scuola primaria. È stata una cosa bellissima. Io ho partecipato a molti di questi appuntamenti nel gioco finale ed è stata una cosa grandiosa vedere i bambini gareggiare, esprimersi come se fosse stata una piccola Olimpiade, e così loro l'hanno vissuta. È stata una cosa fantastica. Come fantastico dovrà continuare ad essere tutto lo sport padovano.